Credeva di essere sfuggito agli inquirenti, ma la squadra mobile di Trieste e i carabinieri erano sulle sue tracce da marzo, da quando erano state colte in flagrante ed arrestate a Feltre altre 5 persone che avevano appena fatto saltare una cassa continua di un supermercato utilizzando l'esplosivo. Simone Zamarian, 36 anni, originario di San Michele, è stato catturato durante la notte nella casa di Bibbione, dove di giorno lavorava in un albergo occupandosi delle pulizie di camere e piscina e la notte invece si dedicava agli assalti dei bancomat. Solo una litigata con la fidanzata gli aveva impedito di partecipare al colpo di marzo, ma il Zamarian da tempo era un componente della banda che assaliva con esplosivo bancomat e casse continue distributori di benzina. Nell'ultimo atto della lunga operazione, che ha visto l'impegno anche di reparti speciali, artificieri e cani antisabotaggio, 4 gli arresti complessivi. L'ultimo atto è l'esecuzione di 4 ordinanze di custodia cautelare avvenuto nelle ultime ore. 3 nei confronti di soggetti già arrestati per i fatti avvenuti a Feltre nel mese di marzo e nei confronti di un soggetto libero che viveva a Bibbione. La banda, formata da 6 persone, aveva colpito fin dallo scorso anno in periferia di Udine, a Pozzuolo, Pavia di Udine Pertegada, a Trieste, alla Coop delle Torri, al Famile di Rabuiese e al PAM. Colpi anche a Belluno, Padova e Venezia. Un lavoro definito da polizia e uomini dell'arma, organizzato ed accurato, veri professionisti del crimine che operavano nel cuore della notte. Molto professionale, anche perché soggetti criminali noti, e tenete conto che alcuni di essi anche collegati in passato alla Mala del Brenta. La loro era una vera e propria operazione, effettuavano dei sopralluoghi, verificavano quali erano queste casse continue, bancomat da poter quindi colpire, in più lasciavano piccoli segni per poter verificare eventualmente se le guardie giurate vedevano portare via il denaro, in modo tale da poter sapere se quel banco o quella cassa continua avesse un'utilità di essere colpita perché piena di denaro.